Oggi a Conegliano viene presentata la manifestazione Conecon in programma per questo weekend in città. A trovarci è venuta Mira C, nome artistico di una cosplayer da 13 anni, no? Sì, Come raccontavi. Com'è nata questa tua passione e come la porti avanti? è nata in modo molto spontaneo perché io ho sempre guardato molti anime, manga e letto molti manga e giocato a molti videogiochi e un anno mi è venuta voglia di provare a vestirmi come uno di loro per Halloween e ho così scoperto che in realtà appunto esiste tutto questo mondo del cosplay e ho iniziato con la mia prima fiera in cosplay che è Lucca Comics nel 2013 ancora. E, per cui è nata in modo molto spontaneo. Inizialmente li acquistavo, poi invece ho voluto cimentarmi nella creazione di questi vestiti e ho frequentato appunto un corso di sartoria che è durato un anno e mi insegnano tutte le basi da partire dalla creazione del modello ehm, appunto a tutti i ritocchi finali e così ho iniziato a prepararli da me, insomma. Per chi magari non è molto esperto di manga, che si può dire che personaggio rappresenti? Intanto ti inquadriamo bene, il tuo costume. Al momento sto facendo il cosplay di Yor Forger del manga Spy Family. Esiste anche un anime di questa serie ed è su Netflix, quindi forse molti di voi l'hanno anche visto perché è cresciuto di popolarità ultimamente. Quali sono le emozioni che ti dà appunto questa tua passione? Perché la porti avanti e insomma qual è il brivido che ti trasmette anche essere presente in iniziative come quella che arriverà a Conegliano sabato e domenica? No, in realtà è molto semplice, io lo faccio per divertimento perché mi diverto e mi diverto anche a creare i vestiti in realtà, per cui cioè, li faccio da me proprio perché è una cosa che mi diverte creare con le mie manine qualcosa, insomma. E poi comunque c'è anche un po' di orgoglio quando li indosso perché dico questo l'ho fatto io, per cui sì, cioè, posso sfoggiarli in fiera perché insomma sarebbe il luogo più adatto. C'è un invito che vuoi fare sia agli appassionati del settore, ma anche a chi non ha mai partecipato a iniziative di questo tipo? Allora, io vi consiglio di passare al Conecon perché sicuramente vi divertirete e se siete amanti di tutto il mondo nerd vi sentirete come a casa e se invece non lo siete potrebbe essere un inizio di qualcosa di nuovo e comunque è un evento interessante. Vi consiglio comunque di fare un giro sabato e domenica.